Bentornati sul canale dell'azienda agricola Venture. Come ogni venerdì vi portiamo un po' con noi, vi facciamo vedere come siamo organizzati e i vari lavori che dobbiamo fare durante i vari periodi dell'anno. Come negli scorsi video ci stiamo dedicando alla lavorazione del terreno per il nuovo vigneto. Se vi ricordate avevamo fatto un paio di video dove documentavamo un po' i lavori con il ripuntatore e con l'aratro. Ora stiamo facendo un passaggio su questa terra lavorata in modo tale da portare da un lato all'altro dell'appezzamento tutti quei residui organici, quindi quelle radici, praticamente resti di radici che sono rimaste sotto nonostante il passaggio con l'attrezzatura che abbiamo utilizzato tramite un terzista per andare a espiantare diciamo tutto l'apparato radicale delle vecchie viti. Qualche tempo fa avevamo documentato il lavoro della raccolta di tutto quello che era stato, diciamo così, di quello che era emerso dal terreno, quindi tutto quello che era il ceppo e grossa parte dell'apparato radicale delle vecchie viti. E avevamo detto, appunto, se vi ricordate, che comunque una parte di queste radici comunque rimarranno nel terreno, perché con la lavorazione che abbiamo fatto, nonostante tutto, una parte rimane all'interno del terreno. Con questo lavoro cerchiamo di andare a portare fuori dal campo un'altra buona quota di questo materiale organico. La conformazione di queste ancore permette proprio di intrappolare, di raggiungere le radici e trascinarle fino alla fine del campo, in modo tale che poi quando si alza l'attrezzo, quando si alza l'estirpatore, si possa poi andare a ripulirle, tirarle via. Ovviamente bisogna un po' perdere un attimo di tempo, però è un metodo abbastanza veloce per recuperare, come dicevamo, una parte, almeno una buona parte, di questi residui di radici. Ovviamente per fare questa lavorazione abbiamo dovuto prima preparare il terreno e renderlo bello soffice, altrimenti questo attrezzo chiaramente non lavora. Questa è un'attrezzatura che si usa anche per esempio negli impianti giovani, noi la usiamo prima che si formi il cotico erboso, in modo tale da comunque smuovere un po' la terra. Magari si fanno dei passaggi con delle attrezzature un po' pesanti, la piantapali o con magari trattori eccetera all'interno del nuovo impianto. Successivamente andiamo a fare questo passaggio, questa lavorazione all'interno ovviamente del filare, in modo tale comunque da tenere mossa la terra e non andare a compattare il terreno. Per questo motivo è ancora allestito con il rullo posteriore, che per fare questo lavoro che dobbiamo fare oggi ovviamente non serve, ma l'abbiamo regolato in alto in modo tale che non lavori più di tanto, mentre per quando andiamo a fare le lavorazioni all'interno del filare dei nuovi impianti può essere utile, nel senso che fatta la lavorazione, smossa la terra, si crea una leggera compressione attraverso il rullo, si regola in modo tale che ci sia comunque un livellamento del terreno e viene fuori proprio un bel lavoro. È una lavorazione abbastanza veloce, rispetto chiaramente all'aratura, si va via un po' più sciolti proprio perché si lavora un terreno già smosso. Abbiamo attaccato il nostro 13.000 e ci consente di, avendo le ruote comunque un po' più grandi rispetto a un frutteto, a muoverci un po' agilmente, magari vicino ai paloni dove ci sono magari dei solchi lasciati ovviamente dall'aratura, perché come avevamo spiegato nel video scorso questo vigneto presenta alcuni ingombri, quindi a volte si deve un po' appunto scantonare i paloni, quindi comunque con le ruote un po' più grandi, anche se ci fossero dei punti un po' più dissestati, si riesce a lavorare con disinvoltura. Questo attrezzo noi lo usiamo anche
appunto nei nuovi impianti, come in questo caso, anche per andare a rompere le zolle di aratura. Per a volte quando si ara, a volte il terreno leggermente umido può portare alla superficie, può portare diciamo in superficie, ecco, delle piccoli compattamenti del terreno. In questo caso in realtà il terreno si presenta veramente super friabile anche prima del passaggio dell'estirpatore. In questo caso veramente l'estirpatore lo utilizziamo proprio per andare a portare fuori dal campo il maggior numero di residui di radici. Poi tutti questi residui di radici le riprendiamo e le raccogliamo, mettiamo tutte un po' insieme, in modo tale che poi facciamo un giro magari o con la bena o con un piccolo rimorchio e le portiamo via dal campo, e in questo modo diciamo andiamo un po' a bonificare quello che è il terreno, ecco, del futuro impianto, e si proseguono in questo modo, ecco, le lavorazioni si susseguono, ecco, le lavorazioni che dobbiamo fare appunto prima di iniziare a piantumare il nuovo vigneto. Ecco, noi siamo arrivati alla fine anche di questo video. Noi proseguiamo adesso con questo lavoro appunto di estirpatura. Vi ringraziamo come sempre di essere stati con noi, ci vediamo venerdì prossimo con una nuova puntata.